siamo a Paolaro, provincia di Udine, per la quarta tappa del campionato italiano trial e siamo con Francesco Lunardini, coordinatore della federazione per questa disciplina. Sì, buongiorno a tutti, siamo qui alla quarta tappa, appunto come citato a Udine, ovviamente la quarta su 6, decisamente la manifestazione in una bella località. Come funziona il trial? Cosa fa la federazione per questo sport? Allora, la federazione cerca di promuovere lo sport, chiaramente come tutte le discipline, in particolare il trial, che comunque è uno sport di nicchia. Noi comunque in Italia sono circa 1300 i licenziati e ci sono le gare, 6 gare del campionato italiano, sono 6 gare dei mini trial, cioè dei bambini, quindi quelli che comunque saranno i campioni del futuro, e poi ci sono varie attività a livello promozionale, a livello regionale che fanno comunque l'infa per il campionato italiano. La federazione negli ultimi 2 anni sta cercando di impostare il turismo e sport, cioè stiamo andando nei centri, nei comuni dove possiamo portare turismo e nello stesso abbiamo la possibilità di dare visibilità allo sport, perché abbiamo visto che poi il trial si svolge in particolar modo nelle fuoristrada, ma ovviamente ultimamente eravamo più seguiti dagli appassionati e non dai curiosi. A noi ci servono anche i curiosi per aumentare, diciamo, la visibilità, la conoscenza dello sport, perché a volte il problema più grosso è essere conosciuti. Quindi l'abbinamento col turismo e sport è proprio quello di avvicinarsi alle grandi città, proponendosi alle amministrazioni comunali, come in questo caso Paolaro, dove siamo nel centro e dove anche il semplice curioso si avvicina a quello che è il trial. Poi oltretutto abbiamo anche al sabato una qualifica dove facciamo vedere quello che poi all'indomani al pubblico proponiamo, che comunque ci sono alcune zone indoor di ostacoli costruite, diciamo, non indoor nel senso che sono all'aperto, ma nello stesso tempo sono costruite, e queste zone costruite servono proprio per far vedere quello che è la disciplina, per invogliare qualcuno che poi a venire a provare le moto. In quest'ottica anche qui oggi pomeriggio abbiamo un tecnico federale che ha a disposizione delle moto elettriche per i bambini, e alcuni bambini viene fatto provare gratuitamente col tecnico che insegna il minimo di cognizione di base, e ovviamente anche qui per cercare di fare la promozione. Ultimamente la federazione sta seguendo un discorso di immagine anche del trial, cioè vale a dire, abbiamo un race program che presenta un po' la manifestazione dove andiamo a sviluppare con 10.000 copie che distribuiamo. In più abbiamo un canale televisivo che è Automoto TV, che a tutte le gare successive praticamente viene fatta una sintesi di 25 minuti della manifestazione, e ovviamente poi la gestione della gara, che cerchiamo di essere più professionali possibile, non tralasciando il ruolo del motoclub, perché oggi noi il volontariato del motoclub lo dobbiamo in qualche maniera tutelare, perché non possiamo essere noi che organizziamo, ma bensì il motoclub che organizza e noi siamo di supporto. Parliamo un po' di numeri. Sì, allora, come ho detto prima, praticamente numeri iscritti nel senso che sono licenziati, cioè la licenza è nient'altro che un'assicurazione, una copertura assicurativa per poter partecipare alla gara. Ovviamente partecipando alla gara ci sono dei rischi dovuti alla moto, all'uso della moto, e quindi la licenza è una copertura. E in questo caso abbiamo 1500
licenziati che partecipano alle gare, chi partecipa a vari livelli. Ci sono gare, come ho detto prima, a livello regionale, a livello provinciale, a livello sociale, e dove si inizia. Chiaramente il tria è uno sport che comunque ci vuole una tecnica, non è che ci si può inventare a superare gli ostacoli, a usare quella tecnica, che chiaramente ci si arriva piano piano, solo facendo esperienza, poi magari partecipando alle scuole con tanti tecnici che ci sono oggi in Italia e stanno crescendo. Meno male, che vuol dire che comunque c'è interesse, c'è comunque voglia di insegnare. Quando uno impara poi dopo trasmette, ma allo stesso tempo poi cresce di livello, va a fare le gare più importanti, le gare, come dicevo, regionali, interregionali, poi le gare nazionali titolate, per poi arrivare anche alle gare del campionato europeo piuttosto che il mondiale, e questo ci si arriva a gradi, no? Ovviamente il fenomeno è quello che arriva subito in alto. Noi abbiamo anche il compito di incentivare gli appassionati, no? Cioè, quindi anche comunque, quindi questi sono i numeri. Però i numeri alle gare normalmente si passa da un minimo di 60-80 partecipanti fino a un 150, dipende poi dove si svolgono le gare, no? Il campionato italiano spazia in tutta Italia, chiaramente dove ci sono gli organizzatori. La prima gara di quest'anno l'abbiamo fatta a San Gemini, quindi vicino a Roma, al centro, per poi venire appunto in Lombardia, a Valtellina, che è stata la seconda prova, poi la terza a Ponte di Legno, provincia di Brescia, oggi Paluaro Udine, e la prossima gara, che sarà comunque il 14 settembre, sarà a Baceno, quindi nella parte del Piemonte, Alto Piemonte, per poi l'ultima gara a Genova, dove ci sarà anche la premiazione di tutto il campionato. Come vedi il trial nei prossimi 2 anni? Nei prossimi 2 anni io lo vedo in crescita, se ovviamente ci sarà un'unione di forze per far questo. Ma noi siamo convinti che se uniamo le forze riusciamo a crescere, è solo in quella maniera. Grazie mille a voi e vi aspetto una gara di trial.